Buonasera amici del futsal, benvenuti al mini palazzetto Paolo Paganelli, dove stanno scendendo in campo per la nona giornata di ritorno le formazioni della Futsal Cesena e LD Caramagna. Siamo alla nona giornata di ritorno, fase finale cruciale del campionato, tante questioni in bilico, play-off, play-out, retrocessione e anche il primo posto. Al centro del campo vediamo la terna arbitrale, composta dal primo arbitro il signor Ionit Cristea della sezione di Albano Laziale, il secondo arbitro il signor Andrea Crescenzio della sezione di Aprilia e al crono il signor Moschello della sezione di Bologna. Saluti di rito, in testa la Futsal Cesena, guida il gruppo capitano Andrea Montalti. Futsal che giocherà con la divisa totalmente rosa, portieri invece in colore bianco, mentre per l'LD divisa completamente nera con i portieri in giallo. Lasciano il campo anche i ragazzini componenti dell'Academy Futsal che hanno accompagnato sul parquet le formazioni che daranno vita a questa partita. Dicevamo delle tante questioni in bilico in questa fase finale di campionato. LD che si trova a quota 32 punti a un tiro dalla zona playoff, Futsal che si trova 5 punti sopra alla zona calda per quanto riguarda la lotta a retrocessione e quindi con ancora 5 partite, compresa questa, da disputare, i giochi non sono ancora fatti e quindi grandissima attenzione a quello che succederà in campo. Vi ricordo anche la preziosa collaborazione tecnica di Gaetano Genovese qui al mio fianco. Vediamo ora i 5 deputati a partire. Sicuramente vediamo già Vincenti, Sandri, Enrico Lamberti in porta per l'LD, Cerbone con l'11 e infine Leonardo Scavino. Assente tra le fila della LD Dos Santos, assenza pesante. Dos Santos, tanto per gradire, aveva segnato una doppietta nell'ultima partita interna giocata dall'LD, dove la squadra di mister Belsito aveva battuto il Modena in casa per 7-3, 2 gol di Dos Santos, doppietta di Cerbone che vedete al centro del campo. Si parte. LD che gioca da destra a sinistra per la vostra osservazione, subito filtrante, subito azione pericolosa per gli ospiti che si fanno già vedere dalle parti di Montalti. Nulla di fatto in campo, dicevamo, per l'LD praticamente tutti i giocatori che sono andati in rete nell'ultima partita contro Modena, quando l'LD ha vinto per 7-3. Quindi Sandri, Cerbone, Vincenti, Scavino e in porta Lamberti. Per la Futsal in campo, oltre a Montalti in porta, Dentini con il numero 7, il 21 Pieri, Gardelli con l'11 e poi Victor Butturini che va a battere questa rimessa laterale. Partita appena iniziata con Dentini che prova in banda destra, si porta la palla sul sinistro, retrocede verso Pieri, a uomo direi entrambe le formazioni al momento. Pieri dentro per Gardelli, Gardelli al rientro, era assente nella sconfitta
del turno scorso contro il Verona, sconfitta per 3-2 in quel di Verona, partita che ha rilanciato l'Olimpia Verona in ottica salvezza. Dentini, ora c'è spazio, prova la conclusione sul fondo. Si riparte con Cesena che aspetta all'altezza praticamente del metacampo. Inizia solo adesso Gardelli il pressing. Movimenti di palla dell'LD, palla che rimane in campo, finisce a Montalti che calcia subito, va a cercare e trovare Gardelli. La mette giù Gardelli, prova lo sfondamento sulla destra, non trova però la deviazione, quindi riparte la squadra piemontese. Largo il passaggio di Vincenti. In contemporanea con questa partita si sta giocando anche CDM Mestre, mentre domani avranno luogo via via tutte le altre partite: Milano che ospita Verona, il Leonardo Cagliari in casa contro Macan Prata, Pordenone Lecco, conclusione intanto di Dentini e parata di Lamberti. E infine chiuderà il turno numero 9 di ritorno l'Alta Marca che ospiterà in casa l'Olimpia Rovereto. Sono arrivati anche gli ultimi spettatori qui al palazzetto intitolato alla memoria di Paolo Paganelli. Intanto Dentini incespica sul pallone e così Montalti deve sbrogliare la matassa. Riparte ancora l'LD, il pressing di Gardelli efficace. Gardelli che va al cambio, al rientro dopo una ventina di giorni complicati da un problema al polpaccio. Prende il suo posto dopo 2 minuti e 15 Antonio Jamicic. L'LD ora in percussione, Pieri all'indietro, Montalti la butta via male, poi Pieri rimedia ancora in rimessa laterale. Subito Gardelli a farsi curare dal fisioterapista storico della Futsal Cesena Matteo Ponti, affiancato dal medico sociale il dottor Zambianchi. In panchina ovviamente mister Osimani, affiancato da il collaboratore tecnico Marco Guidi, mentre intanto sulla sinistra Jamicic chiama Lamberti alla deviazione, poi c'è l'intervento di Pieri, il fallo evidente, primo fallo della partita fischiato a Niccolò Pieri. Dentini può controllare con calma, retropassaggio a Montalti che va a cercare Butturini, può soltanto sfiorarla il laterale italo-brasiliano della Futsal Cesena. Riparte ancora l'LD, ancora pallone lungo. Riparte Dentini, si muove in avanti Jamicic, posizione di pivot, non lo serve Dentini, si riparte da dietro, però sbagliato questo disimpegno, ne approfitta l'LD, la palla al centro, la controlla Montalti che poi fa partire subito Butturini, buona questa occasione, Butturini sulla destra, cercava l'imbucata per Jamicic, contrastato efficacemente Dentini, subito al tiro ma ha battuto male Victor Butturini, l'arbitro ha decretato cambio rimessa. Un buon contropiede questo, ora senza pivot di ruolo la Futsal Cesena, Gardelli che sta ancora cercando di capire l'entità del fastidio muscolare che lo sta affliggendo e quindi entra adesso Jacopo Pritoni
esce Dentini, 3 minuti e 30 di partita. LD in avanti, si gira in qualche modo su Pieri Cerbone. Pieri però gli scippa il pallone, può partire Jamicic, si difende Jamicic, va Jamicic, c'è Pritoni sul secondo palo e poi ha dell'incredibile, il palo colpito da 20 centimetri dalla Futsal Cesena, occasione enorme per i padroni di casa. Zingarata di Jamicic sulla sinistra, pallone sul secondo palo perfetto per Pritoni, che si era anche fatto trovare puntuale. Poi non ho capito bene cosa è successo, non ho capito se è stato il giocatore della Futsal Cesena a spedire il pallone sul palo o il pallone calciato da Jamicic è finito direttamente a colpire la base del palo. Fatto sta che dopo 4 minuti e 23 secondi di gioco siamo ancora sullo 0-0. Riparte la Futsal. Ancora in campo praticamente gli stessi 5 per mister Pablo Esteban Belsito, che mi pare non abbia ancora effettuato cambi. E si riparte quindi con l'LD da dietro, con Vincenti lungo per Sandri, che trova la rete, il vantaggio dell'LD con bomber Daniele Cerbone. Sembrava in controllo difensivo la Futsal di questa azione e invece l'LD è riuscita a portarsi in vantaggio a 4,50 dall'inizio della partita. Praticamente alla prima azione degna di questo nome gli ospiti sono andati subito in vantaggio. Ora Jamicic tenta di accentrarsi, colpisce il pallone male, è rientrato intanto Gardelli in attacco per la Futsal Cesena. Ce n'è bisogno perché si è messa subito male. Vediamo l'LD ora che esce con il terzo, con Cerbone che la smista, la ritrova, palla lunga. Si era fatto trovare Scavino in un'uscita a 3 bassa, con molta proprietà e competenza. L'LD effettivamente era uscita dal pressing. Ora Gardelli per la Futsal Cesena. Pritoni contrastato, cerca l'imbucata per Gardelli che difende il pallone, arriva Jamicic, la difende Gardelli, la cede a Pritoni che però non ha spazio e poi si allunga la palla e può ripartire la squadra di Caramagna con Pritoni che la mette giù. Proteste per un eventuale fallo di mano del numero 23 in maglia rosa. Riparte Jamicic, va a cercare Gardelli sulla banda sinistra. Gardelli ancora per Jamicic che può cercare l'uno contro uno, serie di finte, poi però la palla è un po' debole per Pritoni. Ricomincia la Futsal, ancora Jamicic, lo spazio adesso c'è, la conclusione è anche alta. Quinta conclusione verso lo specchio della porta avversaria, però risultato immutato per Cesena. È rientrato Butturini, la palla lunga a cercare l'uscita di Sandri dal pressing, nulla di fatto. 6 minuti e 26 secondi, ancora in vantaggio gli ospiti con la rete di Cerbone. Pritoni cerca spazio, lo trova Pritoni, la conclusione, la parata di Lamberti. Sembrava veramente passato il pallone, poi con un riflesso incredibile Lamberti l'ha tolta dallo specchio. Va ancora Pritoni, va a cercare Gardelli, non lo trova. Si può andare con la rimessa
per l'LD e può ripartire. Pressing di Pritoni, poi arriva Pieri contro Cerbone, lo butta giù, proteste da parte dei giocatori della LD, nulla di fatto. 7 minuti giocati, si riparte. Pieri, raggiunto Gardelli, spalle alla porta Gardelli, ancora per Victor Butturini che cerca e trova Pieri, deve uscire dalla tenaglia Pieri. Pritoni dentro per Gardelli, buona occasione, cerca il passaggio per Pieri che non trova il pallone, trova Cerbone, lo stende. Secondo fallo sempre di Niccolò Pieri, fallo abbastanza involontario, ma c'era, perché Cerbone era stato bravo a rubare il pallone al centrale bianconero. Quindi riparte l'LD, Cerbone, tocco di prima, attenzione, ci arriva Sandri, conclude Sandri, bravo Dentini, appena entrato. In scivolata, mettere in, credo sia un calcio d'angolo. Sul blocco dei cambi traversari, dall'altra parte credo ancora nessun cambio. Cerbone, la tiene Cerbone, poi è bravo Pieri a contrastarlo e a mantenere il pallone in gioco. Può rilanciare Enrico Lamberti, lunghissimo, direttamente da un archero all'altro. Palla per Gardelli, la girata di Gardelli, Sandri fa buona guardia, poi arriva anche Scavino che guadagna un fallo laterale in collaborazione con Cerbone. È entrato Lorenzo Gallo con il numero 7 per l'LD. Butturini ora lo affronta sulla banda sinistra, poi la palla ancora alla stazione nord, cioè Cristian Sanchez Gardelli, il pivot capocannoniere della Futsal Cesena. Pieri, Dentini, serie di finte, si chiude l'LD. Deve ricominciare la squadra di casa. Gardelli prova a girarsi, Dentini trova lo spiraglio, Cerbone chiude. Esce ancora Cristian Gardelli, al suo posto Ricky Traversari. A conclusione smorzata da parte di Pieri. Può ripartire l'LD, tenta di andare via e ci riesce. Scavino trova un pallone molto buono per Gallo che sbaglia il tocco. Era andato via nell'1 contro 1 Leonardo Scavino, classe 2002. Traversari ora, se ne va Traversari, trova lo spiraglio, supera anche il portiere. Bella azione questa, appena entrato di Ricky Traversari. 9 minuti praticamente passati. Conclusione di Dentini, respinta. Poi Butturini va nell'1 contro 1 contro Gallo, poi da quest'altra parte per Pieri. Pieri dentro per Traversari che riesce a difendere il pallone, però attenzione perché Sandri era in agguato. Ci pensa Francesco Dentini a interrompere il contropiede, rientra intanto per l'LD Giovanni Vincenti. È entrato anche il numero 10 Adriano Anea, capitano dell'LD, che ora sulla destra con Sandri vola via, andrebbe anche in gol, ma l'arbitro ha fischiato per credo una rimessa laterale, non per un fallo. È uscito anche Niccolò Pieri al suo posto per la Futsal Cesena. Enrico Zandoli fa il suo esordio in campo in questa partita. Facciamo ripetere la rimessa e si riparte ora. Siamo a metà del primo tempo, palla
lunga per Traversari che guadagna la rimessa. Si fa vedere Dentini, dà una fitta, Dentini, conclusione sul portiere, Lamberti para. Bravo Ciccio Dentini, bravo anche Butturini a servirlo immediatamente, però Lamberti obiettivamente è entrato in campo con serie intenzioni di difendere la propria porta. Jamicic sulla palla, Zandoli, la puntata di Zandoli e la rete di Enrico Zandoli, appena entrato, un gol importantissimo per rimettere in equilibrio le sorti della partita. Al 10° minuto, 9:59 a dire il vero del primo tempo, entrato sul pallone e bravissimo Antonio Jamicic, ha rubato la sfera proprio all'altezza dei 10 metri avversari, sfera riconquistata da Enrico Zandoli che ha controllato poi in posizione centrale, non ci ha pensato due volte, puntata dritta in porta e 1-1. Va Ricky Traversari, scavetto e Lamberti la tocca con la spalla. Grandissima occasione subito dopo il gol di Ricky Traversari. Si alza la temperatura al mini palazzetto, Zandoli ancora, pallone di ritorno, poi saggiamente controlla la palla e guadagna fallo laterale. Si è alzato decisamente i giri la partita adesso dopo la rete del pareggio di Enrico Zandoli. Adesso bravo Traversari in anticipo, mantiene il controllo della sfera la Futsal. Jamicic, va Jamicic, Lamberti la controlla. Fioccano le occasioni per Cesena, però il risultato ancora inchiodato sull'1-1. Ora Lamberti ha chiesto un attimo di sosta al portiere perché ha parato praticamente col plesso solare la conclusione di Jamicic che diciamo così solitamente non calcia delle mozzarelle e quindi probabilmente Lamberti ha avuto bisogno di un attimo di tempo per respirare. Gardelli torna il pallone all'LD rimettendolo immediatamente sul fondo e si riparte. Ancora 9:20 da giocare in questo primo tempo che si è immediatamente scaldato con la rete del pareggio di Zandoli. Ora però l'LD ricomincia a giocare da dietro, sempre col terzo al centro, e stava per uscire anche adesso la squadra di Mister Belsito, che non ha paura a giocare la palla dentro la propria area sotto pressione. Dentini ora per la Futsal, all'indietro per l'autore della rete del pareggio Zandoli, poi Jamicic, lo scambio con Gardelli. Zandoli ancora su Gardelli, contrastato, palla all'indietro verso Montalti, però fa una corsa Dentini che poi la rigioca Montalti. Ora Dentini a cercare Gardelli, lo trova Gardelli in mezzo a due, la controlla, bravo Cristian Gardelli. Jamicic ora, Zandoli ancora per Gardelli, tocco però di un difensore reclamato da Zandoli, forse c'era, nulla di fatto, rimessa dal fondo per l'LD. Fischia l'arbitro, si riprende ancora con la palla che riparte ancora per l'LD sulla destra. Gardelli si frappone sul passaggio da parte di Vincenti e poi Gardelli in pressione muscolare va a guadagnare una rimessa laterale, zona d'attacco per la Futsal Cesena. Dentini sul pallone sul destro, poi conclusione ancora ribattuta. Era riuscito a saltare con un rimpallo Oanea, ora però è chiamato in panchina Dentini, al suo posto rientra Jacopo Pritoni. Sandri, Oanea, Scavino e vediamo ora in campo anche Vincenti per l'LD, Pritoni, Zandoli, Jamicic e Gardelli per la squadra di mister Osimani. Pritoni sul sinistro, Pritoni, conclusione
subito rimpallata, riparte Sandri tra due, Sandri, e protesta l'LD. Sandri forse aveva anche qualche motivo valido per protestare, sembrava evidente il tocco di Zandoli, ma l'arbitro era lì, non era dello stesso avviso, quindi rimessa laterale, campanile da parte di Jamicic. Gardelli non la può mettere giù, riparte l'LD. 7 minuti e 40 alla fine. Pritoni, un rimpallo, è molto lesto però Oanè a riconquistare il pallone, poi Scavino chiede un po' troppo al compagno, non sarebbe mai potuto arrivare nessuno su quel pallone, e quindi rimessa laterale. Si riparte con Pieri, va a riposare l'autore della rete del pareggio Enrico Zandoli, rientra Niccolò Pieri per la Futsal Cesena. Pieri che riceve ora, scambia con Pritoni, cerca di farsi spazio Gardelli, palla indietro a Montalti che alza la testa, andrà a cercare Gardelli, pallone complicato che Gardelli non riesce a tenere in campo. 7:15 al termine, 1-1 il risultato. Le reti di Cerbone e Zandoli fino a questo momento. 2 falli per la Futsal Cesena, 0 quelli fischiati all'LD. Oanea cerca Sandri, Gardelli molto bravo il ripiegamento difensivo, poi palla centrale per Montalti, scivola Pritoni, può partire Cerbone, attenzione Cerbone, palla dentro, arriva Gardelli, che rischio, palla che Sandri ha visto all'ultimo e per fortuna di Montalti non è riuscito a deviarla verso la porta. Occasione per la LD con adesso la Futsal che riparte. Pritoni, Jamicic, si muove Pieri sulla sinistra, lo cerca Pritoni ma si è fermato, si era fermato in banda a sinistra Niccolò Pritoni. Mentre sugli spalti, conclusione deviata di Oanea, sugli spalti presenti anche presidentissimo Sagaria dell'Olimpia Regium e Fresco vincitore del campionato, finalista anche di Coppa Italia di Serie 2. Abbiamo intravisto anche mister Magrini se non sbaglio, e la conclusione ora di Vincenti a lato per l'LD. Perde palla ancora a metà campo la Futsal, laterale ora in zona d'attacco per Oanea, all'indietro Sandri, poi si muove ancora Vincenti, Sandri, lo scambio con Oanea, pressing avanzato di Pritoni, Pritoni su Oanea, poi Jamicic, poi Pieri su Cerbone, il blocco di Oanea e poi Jamicic la mette direttamente sul fondo, non esce l'LD, esce invece Antonio Jamicic che cede il posto sul campo a Dentini. Attenzione, incomprensione in fase difensiva, è stato ritornato il pallone a Cerbone che però non poteva più toccarlo e l'ha lasciato scivolare sul fondo, quindi corner guadagnato dalla Futsal, regalato dall'LD. 14° del primo tempo, Pieri sulla palla, Dentini, Butturini e Pritoni in campo. Vediamo lo schema della squadra di casa, chiama palla Butturini, poi Pieri obiettivamente la butta via, nulla di fatto. Esce Pritoni, entra Traversari intanto e l'LD può ricominciare, pericolo scampato. Sandri, poi Gallo attaccato all'indietro per Lamberti, alza la testa Lamberti, palla nel nulla. Diamo una lettura velocissima della classifica che vede il Mantova capolista, 53 punti, 52 Mestre, 36 Maccamprata, 35 CDM, 34 Rovereto, 33 Altamarca, 32 l'LD. Attenzione ora alla conclusione di Traversari, deviata in corner da Lamberti. Dicevamo 32 LD, poi 30 Pordenone, Lecco 27, la Futsal appunto
a 22, 17 Appaiati, Cagliari e Verona e a 15 Milano e Modena. Calcio d'angolo per la Futsal, la butta dentro Dentini, palla deviata, ancora però rimessa laterale in fase d'attacco per la squadra padrona di casa. Pieri, Dentini, Pieri, Butturini a cercare Traversari, Butturini, lo scambio con Traversari, Dentini, Butturini cerca lo spazio, guadagna una rimessa laterale, fuori Butturini, bene per Dentini, Dentini cerca la conclusione, cerca la deviazione che non c'è e quindi è rimessa laterale per la squadra ospite. Praticamente 15 minuti del primo tempo, discussioni in panchina per l'LD. Il capitano Ioanea viene chiamato a rapporto dal signor Ionut, presumo siano pure connazionali i due, e evidentemente c'era un problema sul parquet. Nulla di fatto, si riparte con l'LD che va a cercare Cerbone, non lo trova e riparte ora da dietro la Futsal. Butturini va a puntare, cambia gioco, banda a destra per Pieri, Dentini, banda a sinistra, all'indietro, alza la testa Butturini a cercare Traversari, lo trova, Ricky Traversari, incrocia, palla larga, bravo però il classe 2005 della Futsal a farsi trovare. Ora riparte l'LD, nulla di fatto, può controllare Dentini, Pieri sempre a cercare Traversari che si fa trovare, la mette giù, su di lui però fa buona guardia Alessio Castelli, classe 2004, entrato da pochissimo, che era convinto di aver guadagnato una rimessa laterale e non è dello stesso parere l'arbitro. Attenzione, Butturini all'indietro, Dentini può giocare in attacco la Futsal Cesena, ora la rimessa ancora davanti per la Futsal, perennemente in disaccordo la panchina dell'LD col primo arbitro, ma fa parte del gioco. Dentini a cercare Traversari, palla indietro per Pieri, lo scambio con Butturini, LD che va a uomo, non alza molto il pressing in questo momento. Ora Traversari cerca di girarsi, va Traversari, riesce con una semiruletta, poi va a sbattere contro l'avversario, guadagna la rimessa. Stava per liberarsi Traversari con un numero, ora però nulla di fatto. È rientrato Jamicic che gioca la palla ora, tenta l'1 contro 1, Jamicic però sbaglia completamente il passaggio, poi va a buttare giù l'avversario, fallo e credo anche giallo per Pieri. D'accordo i due arbitri che sono andati direttamente da Pieri ad ammonirlo. Situazione di contropiede obiettivamente pericolosa. Terzo fallo dell'incontro, tutti e tre fischiati allo stesso giocatore, a Pieri, che in questo caso si è preso anche l'ammonizione. Primo e unico ammonito della gara che peraltro fino a questo momento dal punto di vista disciplinare è ancora tranquilla. Poi tutte le volte che lo diciamo succede un inferno, speriamo di no. Intanto però calcio di punizione, Ioanea, il capitano dell'LD, va a cercare il cambio di gioco, destra verso sinistra per Sandri, nulla di fatto. A 3:16 dalla fine, partita ora che ha allentato un po' il ritmo
occasioni a livello numerico maggioritarie per la Futsal Cesena. Alza questo pallone Jamicic, attenzione, ora in due in vantaggio i giocatori della Futsal, ci arrivano quelli dell'LD, bravo Jamicic, poi Pieri si prende una botta da Vincenti e adesso è a protestare la panchina della Futsal per un fallo che secondo mister Osimani e compagnia meritava il cartellino. Nulla di tutto questo, comunque calcio di punizione per la Futsal a 3 minuti dal termine. Jamicic scivola ma conquista la rimessa. Jamicic, traversari Butturini e Pieri, quintetto inedito anziché no per la Futsal. Sparito dalla partita Gardelli, che visto il recente infortunio ha bisogno di essere dosato nell'utilizzo. Ora discussioni sulla distanza da tenere tra il signor Crescenzio e Cerbone. Rimessa laterale, banda destra d'attacco per la Futsal. Traversari conclude, ribattuto, di nuovo rimessa nello stesso punto, è sempre Victor Butturini che la gioca ancora per Traversari, la conclusione è ancora deviata. Corner per Cesena, chiama lo schema Victor Butturini, va al cambio Traversari e rientra in campo Cristian Gardelli. Butturini sulla palla, a zona nei calci piazzati l'LD, sbaglia il controllo Jamicic, la palla arriva ancora a Butturini che riconquista ancora una rimessa, corre indietro per Jamicic, finte di Jamicic, poi la palla rimane lì, arriva Gardelli, contrastato da Sandri all'ultimo millesimo di secondo e si salva quindi Lamberti e riparte l'LD. Sandri, poi sbaglia il tocco Vincenti. Credo che Sandri non vorrei sbagliare, ma credo che Sandri non sia ancora uscito dal campo, o almeno è uscito per un minuto, non di più. Mi è sembrato di averlo visto sempre in campo fino adesso, mancano 2:20 alla fine del primo tempo. Problemi di rotazioni dovuti all'assenza, ricordiamolo, per squalifica di Dos Santos tra le file dell'LD. Ora Dentini, la palla filtrante per Gardelli, Gardelli controlla e tira, Lamberti, che numero di Lamberti. I complimenti di Gardelli al portiere avversario, bravissimo, col piede destro di richiamo. Ora rimessa laterale, quasi un corner per gli amici. Dentini, la conclusione, la palla è lì, la calcia via, se non andiamo errati Scavino, la riconquista la Futsal. Butta giù tutti e serve Dentini, Gardelli, gran palla per Dentini. Conclusione da fuori ora di Pieri, grande occasione anche un secondo fa da parte di Dentini, con l'ennesima parata di Lamberti, portiere classe 2003, molto bravo. E time out chiesto dalla Futsal Cesena. Mister Osimani spiega ai ragazzi come giocarsi questo ultimo scampolo di primo tempo. 1:50 alla fine, 3 i falli commessi dalla Futsal Cesena, 1 quello fischiato all'LD, 1-1 però il risultato temporaneo. Le reti, lo ricordiamo, di Cerbone e di Enrico Zandoli. In vantaggio l'LD con Cerbone al minuto di al minuto 5, anzi a 4:50, il pareggio al 10° minuto, 5 minuti dopo, di Zandoli per la Futsal Cesena. Si riprende con il pallone per l'LD, sì, scusate, il time out l'ha chiamato Belsito, la panchina dell'LD, perché è in possesso di palla la squadra ospite.
non poteva essere altrimenti. Si riparte quindi, pallone per Sandri, Gardelli, diagonale difensiva, Dentini si accentra, serve Jamicic, banda sinistra, serie di finte e poi arriva il missile di Antonio Jamicic sotto la traversa. Questa volta Lamberti non ha scampo. Classico movimento denominato il ballo di Zagabria da parte di Antonio Jamicic, che scarica un destro imprendibile e porta in vantaggio la Futsal. 18° e 27 secondi, rete Cesena con Antonio Jamicic. Quindi situazione completamente ribaltata. Adesso è l'LD che deve inseguire. Brava la squadra di Osimani a rimanere con la testa in partita e piano piano a ricostruire tutto. Prima il pareggio di Enrico Zandoli, poi ora il vantaggio di Antonio Jamicic. Classico movimento, serie di finte, destro, sinistro, destro e conclusione obiettivamente imparabile. Lamberti non poteva farci nulla questa volta. Ora si riparte ancora. Jamicic a cercare Gardelli, non è ancora finita, c'è ancora un minuto di primo tempo. Dentini che va a cercare Gardelli, palla larga, Gardelli la tiene, la mette dietro Jamicic! Scatenato il numero 80 croato, che manda in visibilio i tifosi bianconeri del Mini Palazzetto. 3-1. Sono passati esattamente 30 secondi, va ancora in gol la Futsal, allunga 3-1, 50 secondi alla fine, pressing forsennato, Gardelli la butta in fallo laterale. L'LD adesso però deve dare un giro in più alla propria prestazione, perché questo 1-2 ha obiettivamente scombinato le carte in tavola. Tra l'altro Bersito aveva appena chiamato, attenzione però ora Cerbone, conclusione Montalti, clamorosa seconda parata di Andrea Montalti sulla conclusione a botta sicura di Vincenti. E LD che non ha nessuna intenzione di cedere le armi, conquista una rimessa laterale, ma clamorosa doppia parata di Montalti. Prima il tiro di Cerbone da distanza ravvicinata, la girata di sinistro, e subito dopo la conclusione con Montalti ancora a terra da parte di Giovanni Vincenti. Montalti con un guizzo l'ha messa in corner. Doppia occasione enorme per l'LD. Ora chiamare il time out, sì, che è stato Osimani a 36 secondi e 2 decimi dalla fine del primo tempo. È fondamentale ora per la squadra di casa chiudere la prima frazione in vantaggio di 2 reti. L'LD però obiettivamente ha avuto un'occasione enorme 2 secondi fa per abbreviare le distanze. Finisce il minuto di sospensione, si ricomincerà da una rimessa proprio qui di fronte alla nostra postazione, rimessa laterale per la Futsal Cesena. In campo per questo finale di tempo Pieri, Jamicic, Dentini e Gardelli. Dall'altra parte in campo lo starting 5 al completo, se non sbaglio, con Sandri, Cerbone, Vincenti e Scavino per la squadra di Bersito. 3-1 il risultato, 36 secondi alla fine. Va Dentini, fa passare il tempo e non alza il pressing dell'LD, fa passare il tempo la Futsal, la mette giù Gardelli, la tiene in campo Gardelli, si pianta lì
e mantiene il controllo del pallone. Dentini, 18 dalla fine, deve far passare il tempo la Futsal. Jamicic cerca un tacco per Gardelli, Gardelli la mette giù, Dentini di testa, attenzione, calcio di rigore per la Futsal Cesena. È andato Dentini a concludere di testa, ha alzato la gamba Sandri, l'arbitro era lì, ha aspettato un secondo e ha decretato falloso l'intervento di Sandri, ammonito anche. Attenzione, a 7 secondi e mezzo dalla fine. Ora medico e fisioterapista in campo per le cure per Dentini, che io credo che si sia preso sicuramente un colpo in faccia. Aveva colpito di testa il pallone che gli aveva recapitato Gardelli, una bellissima azione tra l'altro di Gardelli che si era alzato la palla di tacco. L'arbitro ha ravvisato il contatto in piena area di rigore e ha fischiato la massima punizione per la squadra di casa. Secondo fallo quindi per gli ospiti, con ammonizione conseguente per Sandri. Ammonito Sandri, quindi un ammonito per parte. Pieri per la Futsal Cesena, Sandri per l'LD. Sandri non si dà pace, continua a protestare. Il contatto si è visto, non so quale fosse l'entità del contatto, l'arbitro era appostato bene obiettivamente e ha fischiato il penalty. Antonio Jamicic, lunga rincorsa, Antonio Jamicic contro Lamberti, Lamberti che si posiziona accanto al palo alla sua sinistra, poi si muove sulla linea di porta. Jamicic parte, Jamicic conclude e segna la sua personale tripletta e porta a 6 secondi dalla fine la Futsal in vantaggio 4-1 sulla LD. Clamorosa rimonta totale da parte della Futsal, sotto di una rete a 0 dal decimo del primo tempo. Ha trovato il pareggio con Enrico Zandoli, poi negli ultimi 90 secondi di partita si è scatenato Antonio Jamicic con una tripletta, fissato il risultato sul 4-1. Squadre ora che vanno negli spogliatoi a più tardi per il secondo tempo.
Eccoci qua. Ed eccoci di ritorno in diretta con la collaborazione tecnica di Gaetano Genovese dal mini palazzetto Paolo Paganelli di Cesena. Sono ritornate in campo le formazioni dell'LD Caramagna e della Futsal Cesena. Primo tempo che si chiuse in vantaggio con la Futsal Cesena in vantaggio per 4-1. Le reti, prima il vantaggio dell'LD con Cerbone, poi il pareggio di Zandoli al 10° minuto e nel 90 secondi finali del primo tempo si è scatenato il croato Antonio Jamicic che ha siglato la rete del 2-1, poi 30 secondi dopo quella del 3-1 e poi a pochissimi secondi dalla fine è stato fischiato un calcio di rigore per la Futsal Cesena per fallo di Sandri ai danni di Dentini e Jamicic è andato sul dischetto e non ha avuto pietà di Lamberti siglando il 4-1. Vi ricordiamo la terna arbitrale composta da signori Cristea e Crescenzio, il crono Moschello, che stanno per dare l'inizio della ripresa. Ecco qua, si riparte con la Futsal che schiera in campo Montalti, Gardelli che riceve palla contrastato da Gallo che era partito in panchina nella ripresa, ora parte da credo centrale difensivo in questo secondo tempo. Quindi per la Futsal dicevamo Dentini, Butorini, Pieri, Montalti, Gardelli. Gallo in anticipo su Gardelli, prova ad andare Gallo, non c'è fallo, va Gardelli, la conclusione deviata, palla in corner. Dicevamo in campo per l'LD Lamberti, Vincenti, Oanea, Gallo e Cerbone. Si parte subito con una conclusione della Futsal, pallone che passa sul secondo palo, Cerbone la butta via. Innanzitutto ci scusiamo con riparte ora Montalti con le mani, pallone lungo, Gardelli la mette giù contrastato da Gallo, si gira Gardelli, cerca la conclusione, non la trova, può ripartire Cerbone, contrastato da Dentini che gli scippa letteralmente il pallone, poi è bravo a metterlo in rimessa laterale giocandolo da terra. Ora l'LD con Cerbone contrastato, si lamenta, parte in contropiede Dentini, Gardelli, Cerbone, grande occasione in contropiede per la Futsal. Dentini al corner per Gardelli, fuori per Pieri, puntata di Pieri sul fondo, Cerbone ha controllato. Può salire ora Vincenti, Ionea a cercare Cerbone che la controlla, si gira su di lui Pieri, bravo, può partire ora Gardelli, su di lui Gallo, guadagna la rimessa il numero 7 ospite Lorenzo Gallo. Ora Vincenti, ora Gallo, ora ancora Cerbone. Ionea ha spazio,
scarica il destro, sbaglia completamente la mira. Dicevo, ci dobbiamo scusare perché l'allenatore dell'LD, il signor Rosario Ganci, io l'ho chiamato Belsito, cioè ho chiamato il giocatore della LD in panchina per tutta la partita come se fosse l'allenatore, commettendo un errore. Ora riparte però la Futsal Cesena, Jamicic contrastato da Gallo, Jamicic sinistro sul secondo palo, era ben appostato Dentini, la palla passa e riparte l'LD, credo con una rimessa laterale. 2 minuti e 24 secondi, sempre 4-1 il risultato. Parte ancora la Futsal, pallone dall'altra parte, troppo lungo per Jamicic. Dentini fa buona guardia, però la palla passa. È Butturini ora che può ripartire per la Futsal. E poi Gallo su di lui, fallo subito da Victor Butturini. Tre minuti e qualche spicciolo della ripresa. È entrato anche Jacopo Pritoni per la Futsal. Lancio lungo a cercare Jamicic, nulla di fatto. Lamberti ora esce con la palla tra i piedi, va a cercare Cerbone che controlla, si gira, bravo Pieri a contrastarlo, e poi Montalti che cerca un pallone lunghissimo direttamente da un portiere all'altro anche questa volta. Si riparte, Sandri che è rientrato in campo, va a cercare lo scatto, Gallo serve Oanea, porta il pallone da quest'altra parte, Jamicic la tocca ma solo per metterla in fallo laterale, quindi si ripartirà con una rimessa proprio all'altezza della metacampo. Ora Pieri vince anche questo contrasto e Montalti però è costretto a calciare il pallone in tribuna. Ora Cerbone non ci arriva, passa la palla. Ora Pieri lungo, ma Jamicic ci era venuto incontro, quindi ancora l'LD che manovra, bravo Butturini a fermare Gallo. Ora da dietro Lamberti, palla sempre dentro. Attenzione Gallo, la conclusione è forse un po' affrettata perché aveva campo anche per andare avanti. Il numero 7 della squadra piemontese ha calciato ma in maniera relativamente debole. Ora Pieri alza la testa, chiama palla Butturini, si gira Butturini, si incarta Butturini e perde la palla la Futsal Cesena. Può battere ora questa rimessa l'LD. Lo scambio tra Gallo e Sandri, Cerbone ancora in lotta con Pieri, si difende ancora la Futsal, squadra però ospite che sta aumentando i giri, sta mettendo maggiore pressione alla difesa della squadra di casa. Adesso Cerbone va giù in un contrasto con Pieri, l'arbitro dice che non c'è nulla di fatto, Cerbone però si lamenta per un colpo subito si era girato Cerbone, era partito.
L'arbitro però non ha fischiato nulla, anche se il contatto sembrava esserci. Credo che però ci sia un problema al ginocchio per Cerbone, che obiettivamente ha sentito male subito. Tutti in campo. Vediamo un po' se riesce a rialzarsi, non credo che riuscirà a proseguire per il momento. Il numero 11 dell'LD viene accompagnato fuori. Non riesce ad appoggiare, molto molto sfortunato Daniele Cerbone. Costretto ad abbandonare il campo, al suo posto è già entrato Castelli, però sicuramente la partita perde un protagonista importante, l'LD soprattutto perde un giocatore fondamentale. Quando mancano 15 minuti al termine del match, il vantaggio di 4-1 per la Futsal, ma ancora tutta da scrivere la storia di questa partita. È uscito anche Pieri, al suo posto Enrico Zandoli. Più che il contrasto credo che sia stato un brutto movimento del ginocchio di Cerbone, oltre al contrasto di Pieri che non è stato giudicato falloso, magari c'è stato, ma credo che sia stato sfortunato nel mettere il piede il numero 11 dell'LD e si è trovato col ginocchio purtroppo posizionato malissimo. Ora Gardelli la mette giù ma tocca con la mano, quindi riparte l'LD con Sandri, Castelli, Jamicic su di lui, gli porta via il pallone, Jamicic, serie di finte, Jamicic, Castelli bravo ora a contrastarlo, Jamicic, una botta incredibile, ha preso in faccia Lamberti che si è rialzato subito in ginocchio. Sberla in faccia clamorosa per Lamberti. L'arbitro ha fermato il gioco perché in questi casi colpo al volto va fermato immediatamente, e comunque l'aveva parata anche questa. Era uscito con enorme coraggio ai limiti della propria area. In quel momento è partito il pallone calciato da Jamicic e Lamberti peraltro ha preso una botta anche da distanza ravvicinata, che quindi credo faccia malissimo. Ora però ha ripreso il gioco Montalti, va a lanciare Gardelli, lo anticipa Sandri e guadagna quindi calcio d'angolo la Futsal Cesena. Sono passati 6 minuti, non è successo tantissimo a dire il vero a livello di azioni offensive. Jamicic conclusione alta. È successo purtroppo l'infortunio di Cerbone, che adesso sta cercando di passeggiare davanti alla propria panchina per vedere se l'entità del danno magari non è così grave, come auguriamo tutti al giocatore dell'LD. Adesso però abbiamo visto che ha appoggiato la gamba a terra, è riuscito a camminare, a stare sulle sue gambe, quindi già forse il danno non è così grave come appariva. Intanto fallo fischiato a Pritoni.
palla in verticale, fa buona guardia Montalti, poi Jamicic invece si incarta, deve buttare via Ioane, attenzione sulla sinistra, interviene Zandoli che ha preso il posto ora ha preso il posto di Pieri. Ioanea tenta la puntata, poi la ributta ancora dentro. Montalti deve difendersi sul primo palo, scatenato il capitano dell'LD, punta la porta alla prima occasione. Del resto l'LD deve rimontare 3 reti, quindi giustamente c'è anche poco tempo da perdere. La conclusione da parte di Scavino, controllata da Montalti, ora calcia Zandoli sulla schiena di Castelli, rimessa laterale per la Futsal Cesena, che riparte con Montalti, verticale, Gardelli, cerca di girarsi Gardelli, bravo Sandri, gli porta via il pallone, poi se lo ritrova mentre stava rialzandosi, arriva Jamicic che ferma Castelli che stava volando via sulla sinistra. LD ora che deve forzare un po' i tempi. Castelli ora per il numero 72 Scavino, lo scambio con Sandri tra i due prolungato, poi Castelli, dall'altra parte c'è Adrian Oanea, Scavino ancora, si gira Castelli, raddoppio su di lui, Gardelli gli porta via il pallone, Dentini per Gardelli, la conclusione, e questo è un gol mangiato da Gardelli perché era veramente a tu per tu con Lamberti, che è stato molto bravo comunque a chiudere lo spazio. Attenzione, Sandri a tu per tu con Montalti, bravissimo con un guizzo a togliere il pallone dalla disponibilità dell'avversario. Ancora l'LD, però sbaglia il tocco Sandri, se ne va Dentini, palo! Grandissima occasione per l'LD, ha sbagliato la rimessa laterale Sandri, è stato bravo Dentini a capire tutto e si è portato in contropiede, rasoterra di sinistro, base del palo e occasione sfumata per il 5-1. Riparte l'LD, è rientrato in campo anche Victor Butturini. Oanea alza la testa, Oanea, poi serve San Vito, poi Scavino, scusate, lo scambio poi tra Butturini e Montalti. Gardelli in anticipo su Oanea, Gardelli 2 contro di lui, poi Dentini mette tutto a posto Zandoli, con tranquillità serve Butturini, poi Gardelli, spalle alla porta, Gardelli osserva il posizionamento dei compagni, come si diceva una volta. Dentini ora, banda destra, Butturini in sovrapposizione, Zandoli di prima per Gardelli, era buona, non ci arriva il numero 11 bianconero che va al cambio, entrerà Ricky Traversari. Sandri, ancora l'LD in campo con Sandri, Scavino, Oanea e Vincenti. Dentini tocca il pallone, quindi può ripartire la futsal. Zandoli per Dentini, Dentini, attacco Oanea, Dentini, conclusione sul fondo. Tante le iniziative di Francesco Dentini, obiettivamente poco preciso ma anche sfortunato. Risultato che non cambia però il cronometro, perché ora mancano 11 minuti al termine della partita. LD che deve forzare un po' i tempi. Sandri per Scavino, ora Vincenti non riesce a controllare il pallone. Traversari all'indietro per Zandoli, Dentini che chiama Butturini allo scatto, Victor Butturini invece era andato dentro. Si riparte.
con Scavino, da quest'altra parte Sandri, palla dentro per Vincenti, lo scambio con Sandri, conclusione, parata di Montalti. Dieci minuti e 30 alla fine, occasione per l'LD, parata di Montalti sul tiro di ancora Sandri, conclusione ancora Montalti. Poi attenzione, ancora Vincenti per Sandri, ancora Montalti, bravissimo, bravissimo. Nel giro di 10 secondi, 3 occasioni per l'LD, Sandri scatenato, ha trovato tutte le volte Andrea Montalti. Sulla sua strada, e quindi può ripartire ora la futsal. Zandoli per Butturini, 2 parate e un intervento in anticipo di Montalti fondamentale, con l'LD che obiettivamente è andata veramente ad un passo dal gol del 4-2. Ora subisce fallo Antonio Jamicic quando mancano 10 minuti spaccati, precisi al termine della partita, quindi siamo a 3/4 di partita. 4-1 il risultato, 2-2 ora il conto dei falli, un ammonito per parte, Pieri per la futsal, Sandri per l'LD, ricordiamo in occasione del fallo commesso, sanzionato per il rigore fischiato proprio al termine della prima frazione di gioco e poi realizzato da Antonio Jamicic. Antonio Jamicic che va ora a battere questa punizione. Siamo sui 12 metri, il destro di Jamicic sulla linea, ha salvato Lorenzo Gallo, ottimamente appostato. È stato bravo Lamberti a mettere l'uomo sul primo palo, lui è potuto così avanzare, è stato bravo anche Gallo. Attenzione ora, servito Cerbone, rientrato Cerbone che non ci è arrivato per un soffio, poi Montalti la lancia lunghissima, la palla entra in rete ma ovviamente rimessa dal fondo. Cerbone ora rientrato dopo l'infortunio subito qualche minuto fa. Vediamo un po' come sta il numero 11 dell'LD. Butturini, lo scambio con Jamicic, a conclusione di Jamicic, la parata solita di Lamberti, bravissimo anche stavolta. Dicevamo di Lorenzo Gallo che è stato appostato sul primo palo ed è stato bravo a non farsi tradire dai movimenti dei giocatori avversari, è rimasto al suo posto. A volte la cosa più semplice sembra più difficile e ha evitato il quinto gol della futsal cesena. Ora sbaglia Pieri, l'LD può ripartire, Gallo dice calma a Vincenti perché a 9 minuti dalla fine l'LD si gioca la carta del portiere di movimento, quindi Lamberti lascia il posto a Sandri che indossa la divisa gialla del portiere, quindi saranno 9 minuti lunghissimi con l'LD che giustamente tenta il tutto per tutto sotto di 3 gol. Ora Gallo, Oanea, Cerbone che tocca per Sandri che cerca la conclusione, palla sul fondo, non trova compagni a cui passare il pallone Montalti, poi Jamicic ritrova il pallone e così può ripartire la futsal. È tornato al suo posto tra i pali Lamberti, quindi 5 contro 5 diciamo così normale, alza questa palla Dentini, Cerbone anticipa, Dentini riconquista però la sfera e porta a casa il fallo laterale. Vediamo Daniele Cerbone che cammina, corre non benissimo obiettivamente, di sicuro la situazione è migliorata rispetto a come era uscito dal campo qualche minuto fa, portato a braccio dai compagni, però non sta benissimo il numero 11 in maglia nera. Ora Dentini cerca l'imbucata, palla lunga. Ora di nuovo il portiere di movimento, sempre Sandri con la divisa del portiere, Oanea, Gallo, poi Vincenti e Cerbone, questo il 5 che mister Ganci ha schierato per giocarsi a 8 minuti dalla fine il tutto per tutto.
Cerbone, su di lui Dentini, poi Gardelli in posizione di pivot, Butturini, Pieri che scivola in pressione, Cerbone, Oanea, scorre il cronometro, 7:40 alla fine, Gardelli la tocca, la mette in fallo laterale, si riparte, Oanea, ora movimento di Cerbone, movimento di Vincenti, viene servito Sandri sul spigolo alto sinistro, perde palla e c'è una lunga rimessa da parte di Dentini che combina un pasticcio enorme perché sbaglia la rimessa, la regala agli avversari, quindi l'LD ora ha praticamente un calcio d'angolo a disposizione. È Cerbone sulla palla, sempre chiaramente Sandri in posizione di portiere di movimento e quindi l'LD può ricominciare. 7:27 alla fine. È Oanea che fa da vertice basso e distribuisce palla. Gallo per Vincenti. Il movimento di Sandri non servito. Ancora Oanea. Gallo. Arriva Gardelli. La mette in fallo laterale. Ancora Oanea. Per Gallo. Cerbone. Poi la palla a Gallo che cerca Sandri. Bravo Dentini. Capisce tutto. Però è sempre palla per la squadra ospite con Gallo. Ora il tocco di Vincenti, sbaglia tutto Vincenti, butta via il pallone e infatti Cerbone dice calma, c'è tempo. Ora intanto la palla deve essere rimessa in gioco e finalmente arriva a Montalti, pressing alto ora dell'LD. Jamicic la controlla, Jamicic contro due, Jamicic, la conclusione di Jamicic, Cerbone dice di no, scusate, Lamberti dice di no, è Cerbone adesso che parte in contropiede, cede il pallone a Vincenti, anzi scusate a Scavino appena entrato, si frappone Dentini, 6:38, ancora rimessa laterale per l'LD. Ancora Oanea, la palla dentro, Dentini in anticipo provvidenziale su Cerbone, era stato bravo Vincenti. A mettere una palla di prima intenzione bassa, forte, bravo Dentini però ad anticipare Cerbone che era a 1 centimetro dalla linea di porta. Cerbone adesso per Gallo, Gallo ancora per Vincenti, Vincenti alza la testa, serve Oanea per Sandri, chiama il pallone dall'altra parte Vincenti, Gallo, c'è spazio per Vincenti, la mette dentro, colpisce il palo, probabilmente il pallone era stato deviato da Pieri che poi non può far altro che buttarla in fallo laterale. È comunque un palo colpito dalla formazione ospite. Attenzione, Vincenti di nuovo di prima, bravo Montalti, cerca la conclusione dalla distanza, si arrabbia Gardelli che voleva la palla, pazienza. Intanto però pressing alto, ordinato da Osimani, pressing alto per evitare il cambio del portiere di movimento. Dentini ora su Lamberti che la deve un po' calciare come viene, però l'LD la conquista. Attenzione Vincenti, conclusione rete, è uscito fuori da un rimpallo, è stato bravo Vincenti a controllare e ha forato Montalti quando mancano 5:33, accorcia le distanze la squadra ospite con Vincenti.
5-19, ha accorciato di un gol le distanze l'LD, tra l'altro senza il portiere di movimento, perché in quell'azione c'era Lamberti in porta. È stata un rimpallo a centrocampo su una palla portata avanti da Cerbone. La palla è arrivata sui piedi di Vincenti, che ha freddato Montalti dal limite dell'area. Adesso l'LD ci crede ancora di più, giustamente mancano 5 minuti tondi e si riparte col portiere di movimento con Oanea come al solito in posizione bassa. Sandri, conclusione, chiude Pieri, va al cambio Jamicic, rientra Gardelli, quindi si riforma lo special team della Futsal Cesena per l'inferiorità numerica, o comunque per contrastare il portiere di movimento più che inferiorità numerica. E Oanea che predica calma, Gallo fuori per Sandri, dentro per Cerbone, Cerbone contrastato da Dentini, Sandri, Vincenti, poi Cerbone, conclusione debole ma comunque pericolosa. Dentini la mette in fallo laterale. 4:30 alla fine, 4 Futsal Cesena, 2 LD Caramagna, che riparte ancora sempre con Sandri in posizione di portiere di movimento sulla banda sinistra. Ancora Oanea, Gallo a cercare Vincenti, che si distrae, perde la maniglia, regala una rimessa laterale alla Futsal, che può respirare e far rientrare Jamicic. Palla per Montalti, Montalti alza la testa, calcia via. Ora pressing alto della Futsal per non far entrare Sandri come portiere di movimento. Cerbone la alza, la mette giù, arriva Jamicic, la calcia via. Osimani ordina alla Futsal di ritirarsi nelle retrovie senza alzare il pressing. Quindi si riparte a 4 minuti dal termine con il portiere di movimento per la LD, ancora Cerbone, Gardelli, poi Dentini, poi la palla lì, poi Pieri prova a calciare. La palla finisce direttamente in fallo laterale, c'è un time out chiamato dalla panchina della LD da Rosario Ganci. A 3:50 dal termine. 2 falli per parte, un ammonito per parte, 4-2 per la Futsal Cesena. LD che ha accorciato le distanze qualche istante fa con la rete di Vincenti. Rimane sempre con la maglia del portiere Sandri, quindi probabilmente non cambierà lo spartito, si ripartirà con una rimessa laterale praticamente all'altezza del tabellone. Palla quindi tra i piedi della squadra ospite, sempre il solito quintetto: Pieri, Butturini, Dentini e Gardelli. E anche dall'altra parte non si cambia molto lo spartito. Sandri, Ionea, Gallo, Vincenti e Cerbone. 3:45 al termine, si riparte con molta calma, molta pazienza l'LD. Gallo, conclusione sul secondo palo, Vincenti non ci è andato. Palla che si è spenta sul fondo e Jamicic la mette giù, la perde. Riparte ancora l'LD, ancora Sandri, Gallo, Cerbone la mette per Oanea, si è avvicinato ora l'LD. Vincenti, Oanea ha guadagnato 5 metri di campo, buoni, sta schiacciando la Futsal al limite della propria area. La squadra in maglia nera, Oanea ancora per Cerbone, poi Sandri a cercare il secondo palo,
la prende Montalti, attenzione però, arriva Jamicic, arriva Anea, bravissimo Anea, non era riuscito a controllare, era caduto per terra, ha salvato un gol quasi fatto perché Jamicic non aveva più nessuno dopo e ha messo la palla in calcio d'angolo già battuto, 2:45 alla fine. Butturini passa sia lui che il pallone, ma ci arriva prima Lamberti. Butturini poi per Dentini, Dentini, conclusione rete, bravissimo Victor Muraca Butturini, bravissimo a scippare letteralmente il pallone all'LD in uscita. Ha conquistato palla, l'ha ceduta a Dentini, Dentini questa volta si è involato dritto per dritto verso la porta, era un 3 contro 1 addirittura, c'era anche Jamicic, ha concluso, Lamberti obiettivamente non poteva farci nulla e quindi cambia ancora il risultato al 16° e 25 secondi della ripresa, riaumenta il vantaggio della Futsal Cesena, 5-2 ora il risultato per la rete di Dentini. 2:20 ora da giocare per Montalti che calcia avanti, non c'è nessuno, Lamberti che cerca un compagno da servire, si fa vedere Vincenti, non va al cambio Lamberti perché alza il pressing la Futsal, lo fa bene la squadra di Osimani perché guadagna ancora un pallone che può giocare con Montalti. Gol importantissimo questo di Dentini per la Futsal perché l'LD stava asfissiando letteralmente col portiere di movimento l'area di rigore difesa da Montalti. Cerbone ora la tiene in campo, però ci arriva anche Pieri che la mette fuori, riparte ora, questa volta rientra Sandri quando manca 1:45 alla fine. Gallo, Sandri, portiere di movimento, palla subito dentro di Cerbone, sbaglia il tocco, palla che finisce sul fondo, la può giocare Montalti con le mani, va a cercare Jamicic corto per Butturini, Pieri la fa girare la Futsal, Dentini va a cercare e trova Jamicic, Lamberti, attenzione, indecisione, Gallo salva tutto, stava per arrivare Butturini, Lamberti non si era accorto che il pallone era praticamente rimasto lì, però Lamberti ne ha parato un'altra Jamicic. Attenzione ora alla conclusione da lontano di Dentini e di Jamicic, nulla di fatto, però intanto il cronometro corre, 1:10 al termine. Vincenti va a cercare Cerbone, non lo trova, ora portiere di movimento con Sandri ancora per questi ultimi 50 secondi di gioco, 3 reti da rimontare per la Futsal. Jamicic la riconquista, Dentini, può andare Dentini e trova la personale doppietta, mettendo probabilmente un sigillo definitivo sulla partita. Si prende anche il coro della torsida del mini palazzetto. 45 secondi di tempo per l'LD ora per cercare di rimediarla, obiettivamente sono molto pochi. Andiamo ad aggiornare anche il live del sito della divisione con la doppietta di Dentini. 30 secondi alla fine, Jamicic ancora ruba palla, la calcia in tribuna, fa strage di spettatrici. ...22 secondi alla fine... Oanea... Attenzione, l'occasione di Gallo... enorme, non trova la palla Gallo, o almeno la trova ma la tocca male... ...per accorciare un pochino il divario... ...si rimane su 6-2, mancano 15 secondi... ...e cala il sipario... ...la Futsal Cesena torna alla vittoria... ...con una bella e convincente prova... ...battendo 6-2 l'LD... di Caramagna.
e quindi l'appuntamento è per venerdì prossimo nel match casalingo tra Futsal Cesena e Saint Spagnano, con la collaborazione tecnica di Gaetano Genovese. Alessandro Mambelli vi saluta, arrivederci, a tra poco per le interviste post partita.